La cooperativa sociale Graticolato è una realtà assistenziale che via via si è resa sempre più complessa e plurale nelle sue proposte verso il territorio e i bisogni del territorio. È una cooperativa che comprende 3 centri diurni, che comprende 2 comunità residenziali, 2 gruppi appartamento e questo è il ramo A. Ultimamente ha integrato il ramo A con un altro centro, il Ponte, che raccoglie persone che non sono ancora entrate nei centri diurni ma che hanno bisogno di assistenza. E poi ha il ramo B, che è il ramo lavorativo, e sviluppa all'interno del ramo B tirocini lavorativi, percorsi di avviamento al lavoro, di reinserimento lavorativo per quanti hanno perso il lavoro per 1000 ragioni, per malattie insorgenti, per difficoltà psicologiche o anche per licenziamento e magari si trovano a fine lavoro, nessuno li assume. Noi abbiamo questa possibilità perché abbiamo una pluralità di proposte lavorative che ci permettono di assorbirle e di accompagnarle alla pensione. Ci troviamo nel comune di San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova. La cooperativa nasce nel 1988, qui ha messo radici nel 2005. Questo è un terreno che il comune ci ha offerto per 100 anni, incomodato d'uso gratuito, e quanto abbiamo realizzato è proprietà della cooperativa. Qui poi si sono sviluppati via via lungo gli anni i vari fabbricati che oggi la compongono. Se diamo un'occhiatina all'esterno vediamo un fabbricato in edificazione perché, come ho detto prima, stiamo aumentando la proposta assistenziale perché il territorio sta chiedendo molto. Il nostro rapporto con la BCC di Roma è un rapporto collaborativo, cordiale, abbiamo sempre trovato attenzione, anche recentemente hanno avuto attenzione nel sostenere un progetto di ampliamento del nostro servizio. Assistiamo 160 persone a vario titolo, centri diurni, residenziali, tirocini lavorativi, tirocini socializzanti. Abbiamo 130 dipendenti, assistiamo 160 ospiti, 5 milioni di fatturato. Capitano coraggioso è una parola impegnativa perché io porto avanti sempre l'idea che o si muove una squadra o il capitano coraggioso da solo non va da nessuna parte. Quindi siamo un gruppo di capitani coraggiosi perché abbiamo creduto all'impresa sociale, siamo consapevoli che ci muoviamo all'interno di un territorio complesso, difficile, che è sempre da riscattare. Obiettivo nostro è quello di fare assistenza ma anche fare cultura del sociale e quindi portare avanti anche un progetto educativo che veda il sociale un segmento paritario con gli altri segmenti che compongono la nostra società. Il futuro lo vedo difficile, però noi non abbandoniamo il campo, anzi questo ci incoraggia ad essere ancora più coesi e a far sentire la nostra voce, che è una voce che rivendica diritti e diritti da parte soprattutto delle persone fragili e noi cerchiamo di esprimerli noi perché loro non sono in grado di esprimerli e di rivendicarli, e doveri personali, di coerenza, di attenzione, ma anche doveri da parte del mondo dell'economia, del mondo della politica, del mondo religioso. Ecco, perché la disabilità viene aiutata se c'è un concerto, se si muovono questi mondi insieme e in modo attento.